Vediamo un accenno già del dato, Giorgio. Sì, allora innanzitutto sulla slide numero 1 abbiamo un'indicazione sulla percezione della sicurezza che è molto interessante, perché chiedendo quanto si ritengono soddisfatti della sicurezza nel proprio comune, i nostri intervistati, che è un campione di tutto il Veneto, si dichiarano mediamente molto soddisfatti. Abbiamo un 8,9 su scala da 1 a 10 con un livello che va al massimo a 7 su scala da 1 a 10, quindi un dato molto buono sulla percezione della sicurezza attualmente. Per quanto riguarda invece lo specifico della bocciatura da parte della Costituzionale dei poteri, diciamo, dei sindaci, abbiamo la slide numero 3 che dà quel risultato rispetto al quale, diciamo, bisogna fare un supplemento di riflessione, perché i favorevoli rispetto a questo sono addirittura il 63%, i contrari il 28% e non risponde l'8%. Trattasi di circa la metà del campione di persone che erano a conoscenza del fatto che c'era stata questa bocciatura. Continuiamo delle reazioni con il sondaggio di Queris, Giorgio. Ci dava un potere eterno. Torniamo alle reazioni della gente da casa. Che... Sì, no, in effetti anche guardando gli sms che arrivano sono confortato rispetto a questa risposta che hanno dato alla domanda, che è la slide numero 4, in cui abbiamo chiesto se ritenevano che le norme del pacchetto sicurezza 2008 in realtà non dessero troppi poteri ai sindaci. E abbiamo un dato appunto molto forte di accordo, pari un 68%. Troppi poteri ai sindaci. Troppi poteri ai sindaci, con un molto d'accordo pari al 54,1%, quindi molto elevato. E un disaccordo massimo di un 14%, quindi un dato molto forte rispetto a questo. Invece tutto vero quello che dice il nostro sondaggio, sì, completiamolo. Esatto, vediamo le ultime due in fila che riguardano proprio lo specifico della prostituzione e dell'accattonaggio. Abbiamo chiesto ai nostri intervistati se ritengono che i sindaci siano in assoluto il soggetto più adatto ad occuparsi dei problemi di prostituzione e accattonaggio, oppure dovrebbero occuparsene altri soggetti. Un 8% solo ritiene che i sindaci siano i soggetti più adatti, no, non credo sia questa la numero 8. Ah sì, va bene. Un 8% ritiene che i sindaci siano i soggetti più adatti. Guarda che la slide che ha fatto vedere lei ha dei dati diversi. Si mette d'accordo con se stesso, perché ho detto qualcosa che non va, eh? No, se rivediamo la slide, ma... Giusto, ho detto giusto, però forse è stata vista un'altra slide. Ecco qua. È questa la slide giusta? No, è I sindaci sono gli unici che possono stare per il accattonaggio, è questa? No, è una torta, quindi sarà la successiva probabilmente. Perché loro hanno un sondaggio in mano, io non voglio mai vederlo perché non voglio farmi influenzare. Sarà la successiva, scusate. Vediamo se è una torta. È una torta, comunque dice la risposta è sì. Diciamo inquadrare la torta, almeno più foglio che a lui, meno così si vede, non so se ci si riesca. Che dice? Ce la spieghi? L'ultima. È la penultima. No, ce la spieghi lei. La penultima dovrebbe essere facile da trovare. Allora, secondo lei i sindaci sono il soggetto adatto a occuparsi di risolvere i problemi di prostituzione e accattonaggio, o dovrebbero occuparsene altri soggetti pubblici o istituzioni? Allora, l'8% dice che i sindaci sono i soggetti più adatti. Ecco, vedo che... Non è la sua. Abbiamo fatto una deregulation del sondaggio. Chi lo sa. Il 32% dice che dovrebbero occuparsene altri soggetti insieme ad altri soggetti pubblici, e il 60% dice che i sindaci, a prescindere, non sono i soggetti più adatti. Sì. Nell'ultima slide, che è la cosa più interessante, andiamo a vedere chi dice che i sindaci non sono i soggetti più adatti. Chi pensa siano i soggetti che devono occuparsi di questi due problemi, quindi accattonaggio e prostituzione. Le risposte erano multiple, quindi il risultato era più di 100, ma abbiamo la stragrande maggioranza degli intervistati, ecco, questa è quella giusta, ritiene che siano le forze dell'ordine, 92%, seguiti dall'amministrazione provinciale 28%, governo 8% e l'amministrazione regionale 2%. Quindi in sostanza l'affermazione è che i sindaci sono in parte lasciati soli e non sono precipuamente loro che dovrebbero occuparsi di questo quanto le forze dell'ordine.